Buon pomeriggio a tutti, benvenuti all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. È tutto pronto per l'inizio di questa nona giornata del 2025. Si inizia con i Gentleman, i salchi a cavalli di 4 anni. Fiston BG, Flick LL, Frida Kahlo, Fenomenale Key, Frank Alter, Fillo Lenny in prima fila, in seconda Fulmine SM, Felina Sì, Friulano Jet, Fairplay Fox, Fragoroso Galla e Fiammingo. 12 al via, autostart che prende velocità, li lascia con molta cautela Frank Alter. È veloce Fenomenale Key che prova a scavalcare Flicka LL. Si imbocca la prima curva con Flicka LL che mantiene per ora la figura all'interno di Fenomenale Key che insiste sull'avversaria. I due danno vita a un bel strappo iniziale. Si staccano leggermente in lotta nei confronti di Fillo Lenny che segue in terza posizione. A precedere Fiston Mbigi. Vuol correre al comando Flick LL Numero che respinge 5, il favorito Frank di Alter, Fenomenale Key. squalificato. E allora 300 metri veloci per la categoria. Il lancio se n'è andato in 15,1, i 400 in 29,8 con Flicka LL che ha respinto Fenomenale Key. Si sono staccati di una trentina di metri nei confronti di Fillo Lenny. Prova a recuperare spostando dalla corda Fiston Bigi. 600 metri Numero in 3, 45 Frida Kahlo, spaccato, squalificato. che per la categoria sono un gran bell'andare. Insiste Fenomenale Key all'attacco di Flick LL e dopo un giro tende a passare, si avvantaggia. 800 metri in 59,3. Fiston Bigi passa in terza posizione. Fulmine SM nelle sue tracce, mentre fa fatica a seguire il ritmo dei primi Fillo Lenny. C'è anche Felina Sì sulle tracce del gruppetto che insegue i primi. Intanto Fenomenale Key se n'è andato con una frazione ancora intorno al 15 per la curva di destra. Fenomenale in evidenza chiarissima, 40 metri nei confronti di Flick LL, poi Fiston Bigi 1,29,8 i tre quarti di miglio. 10, Fenomenale Key per conto proprio. Fox, Fiston Bigi passa in seconda posizione con al suo esterno Fulmine SM. I due scavalcano una Flick LL che ha dato tutto nel primo giro e ora è stanchissima. La retta d'arrivo per Fenomenale Key è solo una passerella d'onore. Fenomenale Key che vince di quanto vuole nei confronti della lotta per il secondo posto tra Fiston Bigi e Fulmine SM. Alla fine Fulmine SM batte Fiston Bigi. 2-1-1 il totale per il successo di Fenomenale Key che vince come vuole, strapazza Flick LL nel primo giro, si isola nel finale. Lo rivediamo nelle immagini, una corsa per proprio conto per il figlio di Creatin, Mirko Marini, per Lorenzo Baldi, i colori del signor Pasquale Marino. Facilissimo assunto di Fenomenale Key. La pacca sul posteriore da parte di Mirko Marini che ringrazia Fenomenale Key per questa bella prestazione. Al secondo posto Fulmine SM batte Fiston Bigi in numeri 4-7-1, il probabile arrivo della prima.